delle intercettazioni abusive, un fenomeno devo dire abbastanza squallido, ma che ha avuto così l'effetto di portare alla ribalta alcune intercettazioni abusive di riunioni di Grillo con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. È quella che esce una realtà che insomma ci fa molto pensare su qual è il modo di agire di Beppe Grillo e soprattutto la poca reattività che hanno i suoi deputati. Al netto di tutto, una parte barbarica e veramente disdicevole di queste intercettazioni, che infatti non vi trasmetto per decenza, perché sono state davvero un atto da paese sudamericano. Insomma, è comparso in giornata un sito che non solo diffondeva gli audio di queste riunioni, ma anche dava il numero di telefono, la localizzazione della casa dei singoli parlamentari del 5 Stelle, che insomma sono cose di una certa gravità, ecco, secondo me. Però quello che esce, e ripeto, non vi mando l'intercettazione ma ve la racconto io, di una di queste, è secondo me significativo politicamente, per farci una riflessione così serenamente insieme in questi ultimi 20 minuti. E la riflessione è questa: Beppe Grillo in questa riunione con i parlamentari dice: ma io insomma vi avevo invitato a fare una riunione all'aperto, una sessione plenaria in piazza di tutti i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, ve l'ho detto ad agosto del 2014, siamo a maggio 2015 e insomma non avete ancora fatto questa cosa. E da lì insomma ci sono tutta una serie di distinguo, una serie di ma però dobbiamo votare, eccetera. Quello che mi sembra e che voglio verificare con voi come opinione è che questo movimento, che nel bene e nel male è un movimento rilevante nell'elettorato italiano, abbia davvero due anime che sono difficilmente conciliabili. La prima è quella istrionica di Beppe Grillo, che comunque sulle posizioni è sempre stato da un certo punto di vista molto chiaro, dall'altro punto di vista anche ambivalente. Ma l'ambivalenza di Grillo non è tanto nell'inseguire queste sue dichiarazioni, quando dice non ho mai detto di uscire dall'euro e poi fa il referendum sull'euro, per intenderci, perché sarebbe insomma scorretto se facessimo questo ragionamento con tutti i politici, in pochi ne uscirebbero con la schiena dritta. L'ambivalenza del Movimento 5 Stelle che io rilevo e che voglio chiedere a voi, sia che siate leghisti, sia che siate magari elettori del Movimento 5 Stelle, è proprio lo scarto che c'è tra le parole del leader, tra le parole d'ordine, la grinta del leader e poi la caratura politica e l'atteggiamento politico dei grillini che in aula ad esempio hanno abolito il reato di clandestinità, peraltro suscitando una reazione negativa dello stesso Grillo. Insomma, per usare una semplificazione ma veramente brutale e totale, sembra che Grillo sia un leader, diciamo così, se non leghista, paraleghista, mentre la sua massa di deputati e senatori sembra appartenere più al pensiero del centrosinistra, o quantomeno a quel tipo di modo di intendere la politica. Questo è un po' come la vedo io, e volevo confrontarmi con voi nel prossimi quarti d'ora se avete anche voi un'opinione sul Movimento 5 Stelle, sia che voi ne siate elettori sia che non lo siate. Quindi Robert Colomb, prendi il sigillo, toglilo dal telefono e vediamo di raccogliere qualche voce su questo movimento importante che comunque, ripeto, tutti i sondaggi danno intorno al 20% e quindi in ogni modo, qualsiasi sia il nostro giudizio, riesce ancora a intercettare delle energie che io ritengo energie assolutamente positive. Il problema è che cosa ne fa poi di queste energie. Io vi ho dato un po' la mia opinione, che ovviamente, come sapete, è tutt'altro che dogmatica, anzi serve solo da spunto per sentire un po' le vostre. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Pietro da Valcamonica. Ciao Pietro. Ascolta, Beppe Grillo. Sì. Beppe Grillo sì, effettivamente l'analisi è fatta giusta, è più leghista che di SEL, mentre invece qua la maggior parte degli altri parlamentari di 5 Stelle somiglia più a un appartenente, a un militante di SEL, secondo me, giusto per il tipo di votazioni che fanno, giusto per il tipo di posizioni che prendono. Al di là di questo, appunto, però loro stanno un po' copiando i nostri punti chiave per raccogliere l'elettorato. Già quando c'è stato il macello dell'ultima inquisizione che ha fatto la Lega, giusto per farci perdere i voti, 5 Stelle si è catturato una bella fetta di voti nostri. Purtroppo penso che purtroppo per loro adesso questi voti li perderanno tutti, perché la Lega è ricresciuta e ha riacquistato credibilità grazie al capitano, quindi Pietro, alla fine loro
Tu, perdonami, di dove sei? Valle Camonica. Ecco, perché un'altra delle cose rilevanti a livello politico, e il resto è veramente ciarpame che è uscito di cose private loro, che fa veramente schifo che esca. Io prendo solo i dati politici. La critica politica che è uscita da queste intercettazioni è anche che Grillo dice: ma ragazzi, guardate che non siamo più sul territorio. In Val Camonica quanti grillini ci sono? Chi sono? Che si vedono o no? No, sì, fanno qualcosa sul territorio, ma in maniera molto timida, perché appunto già anche in Val Camonica poi ci sono delle guerre intestine, alcuni erano grillini, poi adesso sono entrati nel PD, vogliono scalare all'interno del PD, cioè c'è il macello, e io penso che oltre a prenderne alcuni dalle comunità, alcuni da aree politiche diverse, 5 Stelle c'è un po' una fusione fra varie anime della sinistra più che di centro di altre parti politiche, secondo me. Grazie Però, Pietro. Grazie a te. Grazie Ciao. mille, insomma, l'analisi che vi avevo fatto, Pietro la condivide, mi piacerebbe sentire anche chi mi dice no, non è esattamente così o non è per niente così, la vedo in modo diverso. 0266 20 35 29, cerchiamo di chiarirci le idee sul grillismo che oggi, insomma, ci ha dato dei tasselli in più su cui ragionare. Pronto? Pronto, ciao, sono io, sì. Sono Santo. Ciao Santo. Ciao, ascoltami, mi ha preceduto in parte il signore precedente, però io dico, ma ricordiamoci che i grillini, cos'è che hanno votato appena entrati alla Camera? Hanno portato proprio loro sul banco il discorso delle altre clandestinità, l'hanno fatto annullare, a parte che lo annullavano comunque loro. Secondo il mio punto di vista, i grillini, in parte, una maggioranza dei grillini sono proprio dei centri sociali. Vabbè, adesso addirittura dei centri sociali. Sì, perché allora, per tirare via le altre clandestinità. Ah beh, sì, diciamo bene, di sinistra radicale, ok. Ho capito. Loro dicono l'Europa, uno vuole uscire dall'Europa, l'altro non si può. Quell'altro dice gli extracomunitari bisogna aiutare a casa loro, quell'altro dice bisogna accogliere. Sei da mettere d'accordo un po'. Grazie mille Santo, che insomma con praticità mi sembra che hai fatto una buona sintesi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao Marco da Brescia. Ciao Marco. Allora, secondo me i grillini hanno un'anima e un corpo. L'anima va da una parte e il corpo va dall'altra. Bella metafora. Sì, purtroppo è così. Anche perché ho visto più volte su Facebook che pubblicano foto, no, i leghisti hanno votato così e invece non hanno votato così, perché fanno delle fotografie così alla cavolo, o comunque hanno preso delle fotografie vecchie e le buttano su per dare notizia. Sì. Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che è il grillino. Poi le persone che votano i grilli o i grillini sono, secondo me, voti di protesta che spero e mi auguro rientrino a votare la Lega. Ecco Marco, scusa, ci sei ancora? Sì, ci sono. Mi è piaciuta molto la tua immagine iniziale. Hanno un'anima che va da una parte e il corpo che va dall'altra. Grillo è l'anima o è il corpo, secondo te? No, Grillo è l'anima. E il corpo invece sono gli elettori e i sostenitori. Grazie mille. Insomma, i sostenitori e chi è in Parlamento. Sì, certo, insomma, coloro che sono i quadri istituzionali, i rappresentanti, e del popolino. Grazie mille Marco. Insomma, da una parte devo dire, mi sembra così, sono contento di avere una visione che è abbastanza comune su questa questione dei grillismi, ossia una nevrosi politica a tutti gli effetti, se dobbiamo utilizzare termini psicanalitici, dove c'è un leader che ha delle idee, per appunto un'anima che va da una parte ma un corpo che va da tutt'altra. Può reggere? E quanto può reggere questa cosa? O forse ha senso, perché ripeto, se voi ritenete che questo sia anzi un valore aggiunto, 0266 20 35 29, siamo qui per parlarne liberamente. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Fabio da Pavia. Ciao Fabio. Ciao, no, volevo dire una cosa di Grillo, che ieri era là che si agitava e diceva che vuol dare il reddito a chi ha la cittadinanza, no? Sì. E poi diceva gli italiani non ne possono più. Cioè lui è un continuo controsenso, no? Avevo sentito dei comizi che ce l'aveva con gli albanesi, basta di extracomunitari, devono lavorare gli italiani, e continua con questi controsensi che veramente sarebbe da mettere le mani addosso
e farla finire di continuare a dire una cosa e poi ne dice un'altra. Secondo te lui stesso è ambivalente, insomma, a volte fa un po' il leghista, a volte fa un po' altro. Cioè alla fine lui faceva solo i discorsi, voi andate a prendere i discorsi che faceva Bossi quando stava bene, e sono le cose che lui riporta quando gli fa comodo. Poi quando va giù in Sicilia dice altre cose, quando va in Calabria dice altre cose, quando va nel nord ne dice altre, e quindi alla fine è così. Grazie mille Fabio, vediamo se abbiamo tempo per qualche altra opinione. Pronto? Pronto, buongiorno Marco, sono Mauro di Reggio Emilia. Buongiorno Mauro, va che bell'accento emiliano. Sì, ascolta, in verità, se ci ricordiamo bene, quando ci fu l'abolizione del reato di clandestinità, Grillo aveva originariamente detto che si sarebbe dovuto votare, no? Cioè, per mantenere il reato di clandestinità. Sì. Fatto sta che la Masnada, la ciurma di cui si è dotato, gli si è rivoltata contro, e tutto il blocco, quei pochi che votano, gli hanno votato contro, perché qua Reggio Emilia è un po' una delle patrie di nascita del Movimento 5 Stelle. Io ti posso, perché in Emilia sono stati i primi, e io ti posso dire tranquillamente che sono tutti elettori che vengono dalla sinistra radicale. Effettivamente questo fenomeno qua di Grillo, io penso che sia come un canale convogliatore che prende la piena del fiume, ha preso, no, tutta l'acqua in più, e la sta portando come un canale verso un deserto, dove poi li lascia là in grado di non nuocere. Non dimentichiamoci che ha sempre avuto dei contatti con l'ambasciata americana e anche l'ambasciata inglese, per cui Grillo non è altro che un movimento creato ad arte per riuscire a spurgare la parte che si sarebbe rivoltata, no? E lui li convoglia in una isola che non c'è e li lascia là. Semplicemente quello, perché se non fosse nato il movimento di Grillo sarebbero successe cose molto diverse, perché la sinistra radicale si sarebbe rivoltata. È strettamente legato alle politiche americane. Ti ringrazio. Grazie mille di questa analisi che un po', diciamo, rasenta così un piano di tipo razionale che dovrebbe stare, secondo questa ricostruzione, dietro al movimento di Grillo, dietro alla sua nascita e alla sua affermazione, proprio per disinnescare la protesta. Da questo punto di vista non ci sono prove oggettive, però insomma il risultato finale, secondo questo ascoltatore, è comunque quello che conta, ed è questo. Vediamo se abbiamo l'ultima telefonata per questo nostro filo diretto sui grilli per la testa. Pronto? Salve, l'ultima telefonata. Come si chiama? Mi chiamo Giorgio e chiamo da Gestato. Ciao Giorgio. La mia idea è questa: il voto di Grillo non è un voto di protesta, bisogna stare molto attenti, è un voto continuo, costante. Questo 20%, adesso non so i sondaggi se sono corretti o meno, è uno zoccolo duro che non va molto giù e non va molto su, per cui rimane, secondo me, il voto di Grillo è un voto di gente che è uscita dalla logica politica tradizionale e trova degli spazi diversi da quelli delle due contrapposizioni e anche della Lega di prima, che era considerata parte magari dell'establishment, della zona di governo. Attenzione però, perché secondo me questa pazienza che ha questo voto non credo che potrà sostenersi se le prossime elezioni non avranno qualcosa, non diranno qualcosa di preciso, non saranno attivi, perché se saranno ancora pazienti con il patrimonio che hanno, secondo me si scioglieranno, perché vedranno che dopo 2 legislature non sono capaci di portare avanti niente. Questa è la mia idea. Grazie mille Giorgio, una telefonata che, insomma, ultima telefonata, meritava proprio la sintesi che hai fatto. Grazie mille a Giorgio, e mentre la nostra sigla incomincia a insinuarsi nelle vostre orecchie, io vi faccio un annuncio, un consiglio per una serata. La serata è quella di mercoledì 13 maggio alle ore 21 a Milano, in via Jacopino da Tradate 9, una sala comunale. C'è un dibattito su sicurezza e immigrazione, introduce Stefano Bolognini, voce di Radio Padania che conoscete sicuramente bene. Partecipano Tony Vobi, che è responsabile Dipartimento Immigrazione della Lega, ma anche Simona Bordonali, assessore alla Regione Lombardia per sicurezza, protezione civile e immigrazione, e Daniela Santanchè.
c'est pas votre argent qui fera mon